qual è la situazione in Veneto lo chiediamo direttamente al principale inquilino di Palazzo Barbi, presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Benvenuto Presidente, grazie per questi minuti che ci dedica. Grazie a voi e buona serata a tutti. Allora, si parla di tagli, si parla di accorpamenti di province, addirittura i giornali, il Gazzettino evoca tagli alla sanità veneta, tagli alle province, accorpamenti, sono sotto il mirino le province di Rovigo, e anche se Pordenone comunque non è in Veneto ma in Friuli, è lì vicina, comunque si sta, come dire, a stringere un pochino il cerchio politico attorno alla regione che lei governa. Forse non sono state gradite ai padroni del vapore le dichiarazioni sulla regionalizzazione del debito, se no che cosa sta succedendo? Che cosa accadrà, Presidente? Sta succedendo quello che noi leghisti avevamo già descritto in molte occasioni. Non a caso abbiamo concluso e fatto questo congresso con uno slogan che è prima il Nord. Il Nord è chiamato ancora una volta a pagare per gli spreconi. Direi che ne abbiamo le tasche piene. Noi non siamo, almeno io personalmente penso che una spending review ci voglia, deve essere anche di lacrime e sangue, deve essere vigorosa, ma per far pagare chi ha sempre sprecato e sta sprecando. Non ha nessun senso chiedere un sacrificio al Veneto piuttosto che alla Lombardia, al Piemonte, all'Emilia Romagna, che hanno già fatto la loro spending review, cioè la loro revisione della spesa. E dico ancora di più che la proposta che faccio, dico il governo Monti, se veramente vuole fare una spending review, applichi le regole nostre al resto d'Italia, avrà ancora più gettito di miliardi, visto che servono i miliardi. Ecco, come ha reagito lei davanti a queste notizie sulla sanità, sulla chiusura anche del Tribunale di Bassano, quindi anche in questo caso ci saranno problemi riguardanti l'amministrazione ordinaria della giustizia, anche quella di straordinaria. Che cosa succederà, Presidente? Guardi, se tutti fossero trattati come le formiche non ci sarebbero problemi, è che noi abbiamo ancora cicale in giro per l'Italia che spendono e spandono. E dico semplicemente questo, che senso ha tagliare ancora nei prossimi 3 anni 880 milioni di euro alla sanità del Veneto, quando lo stesso ufficio che taglia dice che la sanità del Veneto è la più virtuosa d'Italia. Cioè vuol dire che noi non abbiamo piccoli ospedali, vuol dire che abbiamo il numero di posti letto al di sotto di tutte le medie nazionali, la spesa farmaceutica, da noi una siringa costa 1, in altre parti d'Italia costa 6. Direi prima andiamo a tagliare dove quella siringa costa 6 volte di più. Il governo Monti in questo momento sta comunque procedendo come un carro armato, non si cura di queste problematiche. Secondo lei agisce solo per mera e pura logica di conti da far quadrare, o c'è proprio la volontà magari di azzoppare ancora di più una parte produttiva del paese, tra le quali c'è anche il Veneto, insomma? Guardi, io penso e spero che la seconda opzione non ci sia, perché sennò veramente vuol dire che siamo di fronte a operazioni non solo da censurare, ma alle quali dobbiamo opporci con tutti i nostri mezzi. La verità è un'altra, la verità è che questo governo sta vivendo l'imbarazzo di chi sa dove deve tagliare ma non lo può fare, deve tagliare alle regioni che sprecano, deve tagliare le pensioni da 20-30 mila euro al mese, deve tagliare gli stipendi da 600-700 mila euro all'anno. Allora si comincia a vedere aria nuova, ma tagliare sempre, bastonare sempre Abele e premiare Caino non vale più, cioè non funziona più così, noi siamo letteralmente incazzati. Ecco Presidente, un'ultima battuta, gliela giro così a livello di cronaca, a proposito di Caino e Abele, in Veneto è notizia di oggi quella del rigattiere Hermes Mattielli, che è stato condannato, insomma, a risarcire i danni per quei colpi d'arma da fuoco che ha sparato nei confronti dei 2 nomadi penetrati nel suo deposito nel 2006, insomma, vittime condannate per 4 mesi di furto, lui 200.000 euro quasi o circa di condanna per pagare i danni. Ecco, che cosa ne pensa di questa? Ma guardi, io penso questo, che non possiamo concentrarci come al nostro solito sui magistrati. Direi invece un'altra cosa, che se la legge non funziona la dobbiamo inasprire molto di più. La legittima difesa, se tu entri a casa mia o entri nella mia azienda o fai qualcosa ai miei beni, ho diritto a difendermi in ogni maniera. Vedrà che più nessuno si avvicina alle ringhiere di casa o ai balconi di casa. Primo. Secondo, questo, nel rispetto della sentenza, questo imprenditore, questo cittadino ha tutta la mia solidarietà. Terzo, con questa sentenza, che domani sarà ampliamente divulgata su tutti i giornali, avremo tranquillizzato ancora di più i ladri, che ci faranno continuamente causa d'ora in poi. Presidente Zaia, grazie davvero per questi 5 minuti che ci ha dedicato. Buon lavoro, buona Padania e a presto. Grazie davvero. Buonasera.
serata a tutti. Grazie a Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Ero esasperato dai continui furti, oggi non lo rifarei più, non sparerei perché mi dispiace per quello che è successo, di certo non volevo ucciderli, solo difendere la mia roba. Hermes Mattielli, presente alla lettura del verdetto che lo condanna per avere sparato 14 colpi di pistola a 2 ladruncoli, lo ripete come un ritornello da anni, da quel 13 giugno 2006 quando balzò all'attenzione della cronaca regionale per avere ferito gravemente 2 nomadi che si erano intrufolati nel suo deposito di robi vecchi a Scalini di Arsiero. Speriamo di non aver sbagliato il nome. Ieri alle 13 il giudice Cristina Bertotti del Tribunale di Schio gli ha inflitto 1 anno di reclusione per lesioni colpose attenuate dall'errata convinzione di doversi difendere per essere in pericolo. Quindi errata convinzione di doversi difendere per essere in pericolo gli ha attenuato anche la pena, se vogliamo. Sì. Ecco. Mattielli, 59 anni, dovrà pure aprire i cordoni della borsa perché è stato condannato a risarcire 100.000 euro a Blue Health, 32 anni, di Malo, e 20.000 euro a Chris Caris. I 2 erano finiti all'ospedale e avevano corso seri pericoli, scrive ancora la cronaca. I colpi di pistola erano idonei a uccidere, aveva spiegato in aula il medico legale Giampaolo Antonelli nel corso di un processo in cui difesa e accusa civile muovevano da posizioni inconciliabili. Per l'avvocato Maurizio Zuccollo, quella di Mattielli è stata una legittima difesa perché agì nel timore di un pericolo reale, poiché viveva nel timore di patire continui raid ladreschi, perciò aveva sparato per difendersi dall'incursione. Al contrario, l'avvocato Andrea Massalin, muovendo dal presupposto che la posizione dei suoi assistiti, i quali furono condannati con rito abbreviato a 4 mesi di reclusione, non era facile perché nomadi e perché autori di un tentativo di furto, ha però aggiunto che 14 pistolettate, insomma dove è finita mi sono perso l'articolo del dice dal processo è emerso che i 2 nomadi quando vennero scoperti stavano scappando e Mattielli li aveva bloccati, avevano in mano qualcosa e mi sentii minacciato, spiegò, ma i miei clienti sono stati crivellati di colpi, ha ricordato il legale in aula, ed Elt ha patito la frattura del femore in seguito alla quale ha una gamba più corta di 3 centimetri. Di qui una richiesta danni di oltre 500.000 euro, tenuto conto che un altro proiettile gli ha danneggiato il viso. Lo so che istintivamente viene da prendere le parti del derubato, osserva Massalin, ma crivellare di colpi un individuo sorpreso a rubare quando si potevano chiamare i carabinieri è a mio avviso un arretramento della civiltà giuridica di un popolo. La sua reazione è stata spropositata. Il mio cliente era in preda alla paura perché quando arrivò nel deposito, dopo che era scattato l'allarme per l'ennesimo furto, gli venne puntata una pila e si trovò davanti 2 sconosciuti e reagì distinto per difendersi temendo di fare una brutta fine, ha replicato l'avvocato Zuccollo. Il giudice Bertotti invece ha accolto la requisitoria del pubblico ministero Alessandro Severi, che modificava quella iniziale della stessa procura, ma ha appesantito la pena di 2 mesi rispetto alla richiesta di 10 mesi. Da ricordare che l'episodio avvenne 5 mesi dopo che era stata riformata la legge sulla legittima difesa, il 24 gennaio 2006, ma il giudice Bertotti ha ritenuto che non vi fosse pericolo per l'incolumità di Mattielli, che sparò con una semiautomatica calibro 9 Tanfoglio, legittimamente posseduta. Va bene, insomma, allora questa è la cronaca del giornale di Vicenza, perché da quelle parti è accaduto quanto vi abbiamo raccontato e da quelle parti proviene il giovane consigliere regionale della Lega Nord Veneto, Nicola Finco, che è in collegamento con noi. Consigliere Finco, buon pomeriggio e benvenuto. Buon pomeriggio e buona Padania a tutti i radioascoltatori. Allora, il presidente Zaia qualche minuto fa ci ha detto, leggendo questa sentenza, leggendo insomma come si è proceduto nel rispetto sempre della sentenza, saranno più rassicurati i ladri davanti a questa vicenda che è accaduta dalle sue parti ad Arsiero. L'ho pronunciato giusto? Sì, giustissimo. Meno male. Allora, che cosa ne pensa di tutto questo? Ma guardi, molto sinceramente mi chiedo dove sia la giustizia in questo paese, se questa la possiamo considerare giustizia da paese civile. Un paese dove si va a condannare un altro imprenditore che ha solamente difeso la propria attività, la propria famiglia, il sudore della propria fronte di fronte a 2 rom che avevano cercato di... Luca Zaia ha detto, insomma, saranno rinfrancati i ladri in questo momento perché insomma potranno fare ricorso ogni volta che ci sarà qualcosa, una vicenda simile a questa. Ecco, dove andremo a finire? Sì, fa riflettere, anche perché questo non è nel primo né nell'ultimo caso. Ricordo circa 15 anni fa, sempre nel Vicentino, un giovane militante leghista
che si trovò nel bar 2 delinquenti che cercavano di rapinarlo, mi ricordo, reagì in maniera brusca e violenta contro questi rom e si trovò con anni e anni di processi, e oltretutto mi ricordo all'epoca tirò fuori, mi sembra, circa 100-150 milioni di lire per risarcire questi delinquenti, e dopo 15 anni ci ritroviamo con un altro caso che è senza parole. Mi chiedo veramente, come ho detto prima, se questa è una giustizia da paese civile, dove si tutelano sempre più i delinquenti e dove le vittime sono sempre più vittime, anzi poi devono anche tirar fuori ingenti quantità di denaro per tutelarsi in sede giudiziaria. Noi come Regione Veneto qualche mese fa abbiamo presentato come gruppo Lega un progetto di legge dove chiediamo l'istituzione di un fondo regionale di 150.000 euro all'anno proprio per tutelare queste vittime della criminalità, per andare incontro a queste persone a livello economico, per dargli un segnale che comunque la Regione è vicino a loro, anche perché in tempi di crisi vediamo che questi fenomeni di criminalità stanno sempre più aumentando, ce ne sono sempre di più, e con una giustizia che non funziona, ma anzi vediamo che da anni continua a malfunzionare e non esiste il principio di legittima difesa, perché qua bisogna che qualcuno ti uccida per essere considerati delle vittime. Noi per quanto poco, per quello che possiamo fare, un segnale l'abbiamo dato. Adesso il progetto di legge è in commissione, speriamo che l'iter si muova per poterlo approvare il prima possibile. Comunque sono tutte cose che lasciano veramente l'amaro in bocca e che fanno vedere sempre più un paese che veramente sotto tutti gli aspetti fa acqua da tutte le parti. Finco, lei conosce Hermes Mattiello? Lo conosce personalmente? L'ha incontrato qualche volta, no? Sì. No, personalmente non lo conosco, però oggi ho fatto no, giusto per capire, al di là delle cose di rito che sono sempre apprezzatissime, però giusto per capire, lo si descrive come un imprenditore. Da quello che invece abbiamo letto, credo si tratti di un ricattiere. 120.000 euro di risarcimento sarebbero una brutta botta, probabilmente, o sarebbero attenuabili secondo lei per questa persona? È un piccolo imprenditore, no? Come gran parte degli imprenditori del Veneto, persone che hanno la propria azienda sotto casa e che se la sono guadagnata con anni e anni di lavoro, e sicuramente 120.000 euro, non stiamo parlando di Marchione, non stiamo parlando della Marzegaglia, ma stiamo parlando di piccole aziende, oltretutto a gestione familiare, dove magari lavora il fratello o il figlio, e quindi non con capitali e con redditi da nababili. Quindi veramente andiamo oltretutto a mettere anche in difficoltà una persona che per anni e anni ha lavorato per la propria azienda, adesso si trova ovviamente in netta difficoltà. Allora, Alessandro da Verona attraverso Facebook chiede: ma in Romania, Bulgaria, Germania, Francia, se un italiano fa un tentativo di rapina e gli sparano, lo stesso trattamento di queste persone che hanno tentato di rapinare l'imprenditore o rigattiere, chiamiamolo come vogliamo, insomma, Vicentino, che cosa risponde? C'è forse un trattamento di favore? La porcheria degli altri paesi viene qui in Italia. Sicuramente i rumeni che lavorano, quelli degli altri paesi dell'est che lavorano in maniera onesta, restano tutti al loro paese. Tutti i delinquenti, tutta la peggior gente di quei paesi viene in Italia, perché in Italia trovano un sistema giudiziario che gli permette di fare quello che vogliono e quindi di conseguenza vengono qui, anzi poi ottengono anche dei grossi risarcimenti. Voglio vedere questi Rom adesso con 120.000 euro, anzi è un incentivo anche per gli altri per continuare a fare questi atti e magari sperare che qualcuno perda la pazienza, ti tira un colpo di fucile e magari portare a casa qualche 100.000 euro. Quindi, sì. Veramente, soprattutto adesso, allora abbiamo un governo di tecnici, sembrava che i tecnici dovessero risolvere tutti i problemi perché si diceva che la politica ha fallito. Adesso voglio vedere queste persone che ogni volta che mettono le mani su qualche settore stanno facendo solamente danni. Lo vediamo anche nella giustizia con la chiusura di determinati tribunali. Esatto, proprio qui volevo non riescono a fare una seria riforma della giustizia e queste ne sono le conseguenze, insomma. Detto questo, insomma, qui si parla anche di problemi con la giustizia e a Bassano del Grappa chiudono un tribunale. Dico bene? Sì, purtroppo questa mattina abbiamo fatto una manifestazione proprio di fronte al tribunale. Siamo l'8° tribunale del Veneto, un tribunale che è veramente
è un tribunale che funziona in una delle zone più produttive del Veneto, serve più di 20.000 imprese, più di due comuni montane, scusate, sì, quasi 200.000 abitanti, un tribunale che funziona anche a livello di tempistiche, ma anche a livello di provvedimenti che vengono portati avanti, ma purtroppo il governo Monti ci equipara a qualche altro tribunale del sud Italia che magari non funziona, che magari non ha alcuna attività imprenditoriale, quindi dice facciamo questi tagli orizzontali e via tutti. Anche però posso dire che la gente veramente si sta stancando e finalmente la gente inizia ad incazzarsi, cioè la gente adesso dice adesso basta, andiamo in piazza. Si stanno tagliando tutto, soprattutto anche in Veneto, tagli sulla sanità, tagli sul trasporto pubblico, cioè tagli ai servizi sanitari, e invece di aiutare determinate zone del paese che sono le zone che erano le zone ricche, ma che comunque sono quelle zone che ancora possono dare molto all'economia del paese, stanno facendo di tutto per farle morire. Forse sarà nel disegno del governo Monti di mandarci tutti in Cina a lavorare, oppure di farsi comprare dagli imprenditori cinesi. Non so quale sia la strategia di questo governo, sicuramente non stanno andando incontro alle esigenze dei territori del nord, e mi auguro che veramente la gente del nord si svegli, inizi ad andare in piazza e inizi magari qualche volta a comportarsi come in qualche altra parte del paese, magari facendo anche, diciamo, piangendosi addosso, ma noi ci piangiamo addosso non perché ci piace, ma perché vogliamo mantenere dei servizi sul territorio essenziali che funzionano bene e che non hanno avuto mai problemi di sprechi né di servizi. Allora, intanto, visto che ha parlato di soldi da trattenere sul territorio, oggi il Gazzettino a pagina 12 scrive: Veneto, sono rimasti gli spiccioli, la regione può accendere mutui per solo 30 milioni. L'assessore Roberto Ciambetti risponde: colpa delle giunte precedenti, tra il 2007 e il 2009 si è fatto largo uso dell'indebitamento e ora noi siamo ingessati. Che succede? Il problema è che abbiamo raggiunto il limite dell'indebitamento, non sicuramente noi, Patto di stabilità, non la nostra quindi amministrazione, ma le precedenti giunte Galan, praticamente le giunte del spendi e spandi, e adesso praticamente la Regione Veneto non si può più indebitare. Quindi siamo molto... In più ci mettiamo anche qualche miliardo di euro di tagli alla sanità, mettiamo anche quelli. Oltretutto sì, parliamo di tagli alla sanità, parliamo della riduzione di 3.500 posti letto, e ripeto, sempre all'interno di una regione dove le cose funzionano, quindi ovviamente poi la gente viene da noi a lamentarsi perché le cose funzionano, perché vedono comunque che è difficile anche per loro, perché quando non riesci a garantire determinati servizi e la gente te lo chiede, ma perché non mi arriva il contributo, ma perché merita il trasporto pubblico locale, e presto si fa sempre dare la colpa alla regione, però il problema è che la colpa qua è dello Stato centrale. Però bisognerebbe dirglielo soprattutto a quei parlamentari del PD, del PDL che girano spesso e volentieri il territorio dicendo che loro sono contro tutte le iniziative del governo Monti, però guarda caso ogni volta votano la fiducia, mantengono in piedi questo governo che sta massacrando i nostri territori. Quindi secondo me anche come Lega dovremmo fare nei prossimi mesi un'ottima campagna informativa per far capire alla gente che siamo gli unici che veramente stiamo difendendo gli interessi in Nord Italia. Gli altri, a parte difendono gli interessi, ma non si sa di chi, forse gli interessi del governo Monti e dei banchieri, non certamente quelli della povera gente. Infatti, proprio qua sanità, taglio di 1 miliardo entro i prossimi 6 mesi, sempre il Gazzettino, farmaci, ospedali, posti letto, forniture, incentivi e buoni pasto. Ecco dove si deve intervenire, scrive il Gazzettino oggi. Allora, mi chiedo anche che fine hanno fatto i sindacati. Però scrive anche, mi perdoni consigliere Finco, però scrive anche il Gazzettino, ma le amministrazioni virtuose come il Veneto lo hanno già fatto. Sì, noi ovviamente siamo la nostra amministrazione è una delle poche che ha i conti in regola per quel che riguarda la sanità, a differenza di tantissime altre realtà. Però purtroppo siamo considerati alla pari di regioni come la Calabria, la Campania e il Lazio, che presentano i bilanci della sanità sulla carta da formaggio, e quindi tagli orizzontali, e quindi veniamo anche noi massacrati. Cioè, è questo che è inconcepibile, e purtroppo che stiamo passando allora fino a qualche mese fa si parlava di federalismo, adesso si sta veramente centralizzando tutto alla faccia del federalismo, e questo è il vero problema.
però vedo anche che dall'ANCI al presidente Errani che rappresenta le regioni non c'è più quel pugno di ferro come magari 7-8 mesi fa, che erano tutti battaglieri, tutti contro il governo. Adesso sembra sì, non va bene più di tanto, però si va avanti, no? E intanto la gente e le amministrazioni muoiono, perché alla fine basta vedere i bilanci dei nostri comuni comunque anche quelli del nord Italia sono quasi tutti comuni che funzionano bene, che hanno sempre saputo bene amministrare, ma anche quest'anno hanno fatto i bilanci veramente arrampicandosi sugli specchi e è sempre più difficile. Bene, stiamo i nostri enti territoriali. Consigliere Finco, grazie per il suo intervento, speriamo di sentirci anche per qualcosa di positivo prossimamente, anche se speriamo insomma di riuscire a venirne fuori in qualche modo da questa situazione un po' grottesca, partendo dal territorio, partendo dal Veneto magari, che è cosa più interessante. Grazie davvero per essere stato qui con noi, buon lavoro e buona Padania, a presto. Grazie a lei, buona Padania.